Siamo con Paolo Biscaro, presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Venezia. Protocollo d'intesa con le imprese artigiane, formazione per avere aziende formate, ma soprattutto una collegialità di intenti per portare un patrimonio vecchio e convincere la gente ad essere migliore, più nuovo e meno energivoro, ma soprattutto convincere la gente, i condomini, i proprietari, i piccoli proprietari dei condomini in particolare, che questa cosa è conveniente. Sicuramente è conveniente perché noi abbiamo l'esempio qui di Mestre città dove la gran parte degli fabbricati sono di carattere condominiale e tutti realizzati tra fine anni 50 e primi anni 70, quindi con delle caratteristiche costruttive, impiantistiche e quant'altro che assolutamente non sono adeguate alle richieste del mercato del 2017 e quindi è necessario e indispensabile, non solo necessario, indispensabile che gli stessi condomini si rendano conto che un domani, quando dovranno andare a vendere i loro appartamenti, nella situazione attuale non saranno in grado di venderli perché verranno confrontati con invece quelli che sono sul mercato con età e tecniche costruttive più moderne. C'è un abisso poi tra il vecchio e il nuovo, non è 1:2 ma 1:10 la differenza nel consumo e nell'impatto ambientale. Questo sicuramente perché ormai dopo la crisi del 2008 chi ha costruito e ha continuato a costruire ha dovuto necessariamente, per adeguarsi alla domanda del mercato, costruire in classe minimo A, se non anche in classi superiori, quindi A+, A Gold e quant'altro. E oggi è cominciata la sensibilità da parte degli acquirenti, come quando si va a comprare un elettrodomestico che si va a vedere la classe energetica, la stessa cosa nelle unità immobiliari, cioè si va molto a notare questo. E se si vedono gli annunci nelle agenzie immobiliari mettono i consumi annuali di energia e quindi si è creato nell'arco di 10 anni una sensibilità anche da parte degli acquirenti. E, ripeto, oggi sarà molto difficile per quei proprietari di immobili realizzati 40-50 anni fa riuscire a piazzarli sul mercato senza un grosso intervento di riqualificazione, che però appunto non va visto in una spesa fine a se stessa, ma proprio va visto in un accrescimento del valore della propria unità immobiliare.